E allora Jesolo, come dicevo prima, è uno dei litorali più frequentati d'Italia, è il comune balneare più importante del Veneto e mi sembra che dopo Rimini sia Jesolo a livello d'Italia. A 15 km di Arenile è una delle spiagge più conosciute a livello internazionale. Quello che ci viene chiesto durante il periodo estivo è praticamente da 20 anni, è il contrasto al commercio abusivo, che si è sviluppato da circa 30 anni a questa parte, però da 20 anni le varie amministrazioni hanno cominciato a cercare di contrastarlo con diverse modalità. Inizialmente lo facevamo con personale stagionale che veniva assunto proprio in funzione della stagione estiva, proprio per con questo particolare compito. Questo qui l'abbiamo fatto per circa una decina d'anni, poi abbiamo visto che le complessità che venivano a formarsi non era solamente staccare il terbalino perché veniva fermato il soggetto abusivo, per cui la semplice sanzione che poi non viene mai pagata se non con il sequestro della merce da parte di questi soggetti, ma si trattava di fermarli uno, per cui si passava da una disciplina che non era più solo amministrativa, ma si passava ad una disciplina di carattere penale, che quando si ferma un soggetto che praticamente è senza documenti, sappiamo benissimo che l'atto successivo da fare è quello di accompagnarlo in sede comando, poi segnalarlo, richiesta dal PSD e tutto quello che ci segue. Per cui un'attività complessa che in qualche modo poi richiedeva competenze che non potevano essere richieste soltanto a personale stagionale. Dopodiché ci sono anche altre situazioni di inesperienza di questi ragazzi contro soggetti che, come accennavo prima, diventavano sempre più aggressivi. Il fenomeno dell'abusivismo commerciale porta con sé diverse problematiche adesso connesse: infiltrazione della criminalità organizzata, che questa abbiamo avuto modo di appurarlo sul campo, che esiste una rete organizzata, però non siamo ancora riusciti a derivare oltre a questo per le problematiche che in qualche modo dicevo prima. L'immigrazione degli stranieri di reati connessi quando fermi un clandestino, ovviamente c'è già l'articolo 6 della 286-98 che già quello lì è già un reato, senza contare anche il resto, il sovraffollamento di unità abitative e l'occupazione abusiva di immobili abbandonati. Noi abbiamo cercato di contrastare un po' tutte queste problematiche.